9 giornalisti della stampa italiana ed estera sono ospiti in questi giorni del distretto turistico Valle dei Templi per un press tour sulla Costa del Mito. I giornalisti provengono da Parigi, Berlino, Zurigo, Bruxelles, Düsseldorf, Amsterdam, Helsinki e Napoli e scrivono per diverse testate nazionali e internazionali. Visiteranno alcune delle tappe più significative dell'itinerario turistico agrigentino, che comprende anche 3 parchi archeologici e 150 km di spiagge naturali, dorate e riserve naturali. L'iniziativa del Press Tour è realizzata con l'assessorato regionale al turismo, coincide con il Sicilia Jazz Festival, un avvenimento unico dal grande valore culturale e volano economico e turistico. Si tratta dell'unico festival al mondo interamente dedicato alle produzioni orchestrali, con il coinvolgimento di tutti i conservatori di musica dell'isola, tra cui il Conservatorio Toscanini di Ribera, socio della DMO. Sentiamo stamani in merito Marcella Gargano, direttrice generale del MIUR. Buongiorno, io sono molto onorata di essere stamattina qui al Conservatorio Toscanini di Ribera e aver partecipato ieri sera anche a una loro manifestazione nell'ambito del Sicilia Jazz Festival a Palermo, perché ho potuto anche toccare con mano, oltre che documentalmente come di solito siamo abituati a fare al Ministero, quella realtà che c'è qui del Conservatorio e che ha consentito all'Istituto Musicale Pareggiato di poter essere riconosciuto dal 1° gennaio come Conservatorio di Stato. È tangibile l'energia che ci mettono i docenti nel trasferire appunto il loro know-how alle studentesse e agli studenti, e stamattina ho potuto, anche facendo un giro per le aule, vedere come sono appassionati anche nel costruire insieme questo percorso di didattica. E lo spettacolo ieri sera, ad esempio, aveva anche dei brani che sono stati composti dagli studenti, una cosa molto singolare, non così usuale. E credo che venendo al territorio sia una grossa opportunità capitalizzare quello che sono riusciti qui a costruire al Conservatorio, e un motivo non solo, come dire, di attrazione turistica quando si fanno degli eventi come quello di ieri sera, ma è soprattutto un investimento strutturale sul territorio, perché vengono studentesse e studenti che non abitano qui vicino ma abitano in altre città della Sicilia, ma anche studenti che vengono da fuori, quindi come dite voi dal continente, oppure che vengono anche da altri paesi. E quindi sicuramente questa sinergia sul territorio è un punto di forza nella quale credere tutte le istituzioni territoriali, e io sono certa che grazie a quello che è stato fatto fino ad oggi e che è stato dimostrato, sicuramente si riuscirà a fare ancora meglio in futuro.